perché è quella che abbiamo, adesso diciamo registrato, guardate, no? Anche questo video che abbiamo fatto. Mi manchi già. Mi manchi Ma già. non la farei quella. No, l'abbiamo già Vabbè, fatta, ok. infatti io dicevo solo che c'era anche quella canzone lì. Adesso tu che canzone vorresti fare? Ma una canzone che ho scritto a Torino e si chiama Decisione di pancia in italiano. Decisione di pancia, pancia. quindi immagino che racconti di situazioni dove a volte la razionalità va a farsi benedire e parte invece qualcosa più viscerale. Bravo, Questa grazie. è stata la mia diciamo, proposta, adesso la sentiamo invece, Decisione di pancia, Lupita al salotto. A pelle si sa, non sbagli perché sono scelte d'intuito, un senso svanito che torna e sorprende, vibrazioni di pancia dal secondo cervello che non ascoltiamo, incoscienti, non ci diamo mai peso. Quando decide la pancia, meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che sono addominale. Quando decide la pancia, è meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che sono addominale. La notte lo sa, ci rende animali, assieme a un destino che aiuta, un inconscio che porta sguardi che mangiano, farfalle nello stomaco che volano e salgono per raggiungere l'estasi mentale. Quando decide la pancia, meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che sono addominale. Quando decide la pancia, è meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che sono addominale. Quando decide la pancia, è meglio che la testa, senti la ricordata, lì nascono emozioni che influiscono la mente. Lasciati guidare dal brivido che sono addominale. Grazie. È un po' come ho scelto Torino, di pancia. No, poi mi sembra di aver notato che sei abbastanza, come dire, geolocalizzata quando fai le canzoni, cioè un posto, il suo genius loci ti fa venire in mente una canzone. La prima l'hai fatta in Francia, questa l'hai fatta a Torino. Beh, ogni lingua ha il suo luogo, nel senso mi ispira il suo luogo, quindi dipende da cosa mi ispira e scrivo su quella città. Di solito è così, perché ogni lingua ha anche la sua ritmica, Certo, quindi sono belle anche le sfumature. Riesci a coglierle anche come fosse una specie di cartolina personale che ti Bravo, fai di sì, questi sì. luoghi. Ecco, la prossima cartolina dove l'hai fatta? Dove l'hai raccolta? Ma l'ho scritta sempre tornando da Parigi, però Sto treno da Parigi. Beh, avevo 20 anni, ero piena di creatività, No. ancora adesso, però comunque quel periodo della mia vita ha segnato un cambio e da lì ho iniziato a scrivere e Scuccia è una canzone scritta in spagnolo però che rappresenta sempre un periodo di sentimento parigino. Escucha. Scusami perché ci sente anche mia zia. Escucha esattamente vuol dire... Ascolta. Ascolta. Ascolta.
Ascolta, ascolta, abbiamo qui Lupita, scusa. Ahora dime por qué te quiero ver y por qué te pienso cada vez que mis ojos miran el sol. Escucha esta canción para que tú vuelves loco de mí. Escucha mi canción para que tú te enamores de mí. Espero que tu amor será como lo imagino ya, y tu corazón llegará a cantar el amor. Escucha esta canción para que tú vuelves loco de mí. Escucha mi canción para que tú te enamores de mí. Escucha esta canción, escucha mi canción, escucha esta canción, escucha mi canción. Grazie. E scusa Lupita qui al